Uno scontro violentissimo, quello tra la BMW X1 e un tir nel tratto a 3 corsie dell'autostrada 4 tra Meolo e San Donà di Piave all'altezza dello svincolo di San Donà in direzione Trieste. Una giornata, quella sulla strada d'alto scorrimento, segnata da forti rallentamenti ripetutamente segnalati e che secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti il conducente dell'auto non avrebbe visto. Un rettilineo a tutta velocità per circa 500 metri, quello dell'auto, la corsa finita con l'impatto fortissimo contro il mezzo pesante. Pochi istanti e il veicolo è stato presto interamente avvolto dalle fiamme. Una trappola mortale per quella che si ipotizza essere stata la donna vicentina alla guida a cui l'auto è intestata. Impossibile al momento stabilirne l'identità. Il corpo, infatti, è rimasto completamente carbonizzato. Nelle immagini l'operazione dei soccorsi su M118 e vigili del fuoco prontamente intervenuti sul luogo. Giunta anche la polizia stradale e il personale ausiliario di Autostrade Alto Adriatico per i rilievi di rito e la gestione dei flussi automobilistici. Chiusure e viabilità modificata per consentire le operazioni di soccorso, rimozione dei mezzi e bonifica della carreggiata. Le autorità hanno disposto infatti la chiusura immediata del tratto autostradale tra San Donà e Cessalto, istituita l'uscita obbligatoria al casello di San Donà per tutti i veicoli provenienti da Venezia e diretti verso il Friuli Venezia Giulia, registrati per ore, pesanti disagi alla circolazione e code in tutta la rete limitrofa. Le indagini proseguono per appurare l'identità del conducente.